Intanto il passaggio a metà dopo la farfalla, Marraffa, Grotto, Cagnato nell'ordine dopo i primi 50 metri. Il dorso come seconda frazione, passeremo poi alla rana e in questo momento la Lucchese che rientra in prima posizione affiancata da Vittoria Grotto. Contesa fra loro la metà gara, vediamo il cambio di stile con Vittoria Grotto che passa davanti 1.06.41 a 3 decimi esatti la Lucchese. Migliora il cambio di stile dal dorso alla rana con Veronica Lucchese in centro vasca che si porta leggermente avanti in questo momento. Veronica Lucchese è già stata campionessa italiana giovanile in carriera dei 200 stile libero del dorso, 50 e 100 dorso, dei misti, 200 e 400 misti. Partecipato alla Coppa Komen con la nazionale giovanile vincendo i 200 misti proprio nel 2011 e agli europei juniores del 2013 sempre con la nazionale giovanile, un quarto posto di staffetta 4x200 stile libero. Stile liberista doc Vittoria Grotto, pluricampionessa italiana giovanile, la portacolori del Veneto Banca Montebelluna. Ha vinto anche gli 800 stile libero ai categoria del 2015. Ha partecipato con la nazionale giovanile alla Coppa Komen nel 2014, conquistando 3 finali. Tra loro il testa a testa, Veronica Lucchese in 4, Vittoria Grotto in 5, Vittoria Grotto alla meglio in 2.21.70, 2.21.76 per Veronica Lucchese, dunque si mettono alle spalle di Tiasa Pintar che con 2.21.64 ha ancora il miglior tempo di qualificazione. Parte ora la quarta ed